vediamo un po', Mamma mia, quanto pesano i libri! Sapete perché questo libro è così grande, bambini? Perché dentro questo libro è pieno zeppo di colori. A chi piacciono i colori? È vero che ogni cosa ha il suo colore? Vediamo un po' se qua li troviamo tutti quanti, Siete pronti? Siete tonti? Sono tonto? No! A chi? A me, io sotto. Dunque, incominciamo. Truccate. Bianco. Tutto bianco? Chi è tutto bianco, bambini? Il fantasma, oppure? Le nuvole, la pecora, bravo. Tutto bianco è il maritozzo. Tutto nero il bagarozzo. Mamma, giriamo. Peggio, un lupo. Guardate che denti bianchi. Chissà quante pecore che si è mangiato. Sentiamo che dice il lupo, Dove il bosco è fitto e cupo, si trasforma l'uomo lupo. Alla luna mostra i denti e ululare tu lo senti. Au! Come fa il lupo? Au! Sbattono i denti sotto alla giacca. Oh, che paura, mi scappa la cacca. Giriamo pagina, dai. Vediamo un po'. Ta-da! Chi è? Un pipistrello. E Dracula. E questa è sua sorella. E questo? E suo fratello. Sentiamo che dice il pipistrello, Dunque, nella bara sta il vampiro, ma di notte è sempre in giro, tutto nero, e il suo mantello nero come un pipistrello. Aiuto, bambini, un libro che vola. Non sapevo che i libri volassero. Aiuto. Speriamo che vola via, meno male. Se n'è andato. C'avevo una paura io, se quello davanti in testa, dove sta? Dietro la mia testa. Protomozzone! Giriamo pagina? Prima c'era il lupo, mo c'è il pipistrello. Vediamo adesso chi ci tocca affrontare, Ta-da! 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 Chiunque sia mi ha ficcato il cappello dentro al naso. Scusi, il mio nasino mi lascia. No, mi sa che non è la Befana. Bambini, chi è? Ecco, è la strega. Oh, cavoletti. Sentiamo che ci dice, Sulla scopa va la strega, cerca i bimbi e poi li lega, per portarli all'uomo nero che li tiene un anno intero. Ma solo per finta, ma solo per gioco, paura per finta che dura per poco. Si sente un rumore e l'ora che scocca passa la fifa e resta la strofa.